La situazione in questo momento è molto critica, siamo comunque in attesa di avere, non dico certezze, ma almeno chiarimenti. In questo momento l'azienda è ferma, nel senso che ti dice chiaramente che non ritornerà indietro sulle posizioni che ha presentato, però al tempo stesso non ti dice cosa vuole fare. Il percorso sindacale di fatto deve ancora partire, partirà prossimamente, sono state fissate tre incontri, di cui il primo sarà il 18 di dicembre. Quindi i lavoratori e le lavoratrici in maniera particolare sono molto preoccupati perché non vedi una prospettiva di futuro, ma non vedi neanche la possibilità di capire cosa realmente succederà. Ovvio che ci sono dei segnali, ci sono stati soprattutto per Susegana dei segnali positivi per quanto riguarda i volumi, non a caso abbiamo lavorato durante il periodo estivo e dal 9 di dicembre l'azienda ci ha comunicato che ritorniamo a 8 ore fino alla vigilia di Natale, quindi questo è positivo. Bisogna dire che comunque la preoccupazione c'è, è grande. Questa fabbrica è costituita principalmente da donne che hanno, come diceva la mia collega prima, intorno ai 40-45 anni, con delle possibilità di trovare un altro lavoro pari a zero. Sappiamo benissimo che fuori di Electrolux la situazione è uguale, se non peggiore, perché comunque noi siamo una realtà che ha potuto utilizzare degli ammortizzatori sociali, mentre altre realtà non riescono a farlo. È ovvio che siamo trascinatori di una situazione. La battaglia che stiamo facendo in questo momento con le istituzioni non è solo per noi, anche perché è impensabile che se il governo può intervenga solo per Electrolux o solo per il settore elettrodomestico, deve intervenire per tutti i settori, dare comunque degli strumenti alle persone, al mondo del lavoro, per continuare a essere il mondo del lavoro. Poi questa è la parte che deve fare il governo, le istituzioni. Poi noi, per quanto riguarda il nostro ruolo, io sono RSU, ma come tutti i miei colleghi, faremo la parte sindacale e useremo tutti gli strumenti che ci sono dati in mano per poter continuare a proseguire il percorso lavorativo di Susegana, ma come di tutti gli altri stabilimenti. Ricordiamo che oggi i colleghi di Solaro protesteranno davanti all'ambasciata di Svezia a Milano, mentre i colleghi di Porcia hanno protestato davanti alla prefettura ieri, come i colleghi di Forlì hanno bloccato le strade principali della città. Quindi andiamo avanti, il prossimo obiettivo sarà probabilmente Roma e non ci fermiamo qui, il nostro lavoro lo dobbiamo difendere, lo difenderemo fino alla fine. Grazie. Ok, grazie a te.